E un cordiale buonasera dallo Sport City, dove va in scena un'anteprima dei playoff tra la Ragnatela Pub e il Super Ciccio, entrambi sicuri di un posto per la parte finale del campionato, con il Super Ciccio che ancora vuole giocarsi la finale della regular season proprio contro il Checco Scapigollo, punti preziosi per rimanere in testa alla classifica. Mazzesi riesce a far su il pallone, poi il capitano Marinucci la mette giù, ripani con i piedi, profondo per Melchiorre, va a combattere con Stufa, con il petto Melchiorre, la mette giù, c'è il fallo, la batte subito Melchiorre, aspetta che arrivi compagno a supporto, scarica subito per Morezzi, c'è spazio per Morezzi, prova la conclusione e c'è il gol, il vantaggio del Ragnatela Pub con Melchiorre che riesce a toccare il pallone. Probabilmente l'ha toccato Placido più che Melchiorre, perché il pallone era arrivato in diagonale al centro dell'area di rigore. Poi le proteste del Super Ciccio con il capitano che sta chiedendo a combattere ancora. Palla buona, 3 contro 1, palla per Placido, ha spazio per calciare Placido, carica la conclusione sopra il difensore e poi l'intervento provvidenziale da parte di Pantaloni. Ma che occasione sprecata dal... Prova a cambiare tutto, sbaglia l'intervento, poi Lanzi se ne va, palla al piede sopra un avversario, carica la conclusione, invece è un'apertura per il numero 5 che prova la conclusione, adesso Stufa! Calcio d'angolo per la Ragnatela Pub, arriva il cross, palla che resta lì e Melchiorre con il piatto sigla il 2-0, sfugge alle maglie biancorosse Melchiorre e si infila tra due difensori con il piatto, spinge il pallone in rete, 2-0 per la Ragnatela Pub allo Sport City. Si riparte dunque al secondo tempo, prova subito la conclusione Morezzi per spaventare Bonni, dunque 2-0 a favore della Ragnatela Pub. Arriva il cross per Mazzesi che prova di testa a spingere il pallone e poi arriva il tap-in completamente fuori misura di Temperini che spreca veramente un pallone incredibile di piatto oltre la traversa. Arriva il calcio d'angolo di Princigalli di testa, ancora Mazzesi e poi c'è il gol del 2-1 siglato da Pantaleoni sul colpo di testa di Mazzesi che ha effettuato la torre sul calcio d'angolo mettendolo proprio sui piedi del numero 6 che va a siglare così il 2-1, partita che si accende dunque questo finale allo Sport City tra Ragnatela Pub e Super Ciccio. Ora il numero 5 Mirante si accentra, carica la conclusione sporcata e c'è il pareggio del Super Ciccio con il numero 5 Mirante, la conclusione mancina sporcata da un difensore, inganna Ripani che non può arrivarci. Insegue Stufa l'apertura per Princigalli che punta l'avversario, è il capitano Marinucci che lo salta netto, palla ancora per il numero 7 in aria, palla che resta lì, arriva Maramao, la conclusione e la respinge in qualche modo, eccezionale Ripani. Numero 5 l'apertura ancora per Stufa, arriva qui il triplice fischio, termina la partita 2-2 allo Sport City tra Super Ciccio e Ragnatela Pub. Si giocherà tutto per la vittoria regular season nello scontro diretto contro il Checco dello Scapigollo. Sì, si può essere soddisfatti perché sono una grandissima squadra, quindi anche se stiamo vincendo 2-0 forse nel secondo tempo siamo un po' calati, però il punticino va bene, mancando l'ultima partita, quindi abbiamo messo in distanza quelli che stanno sotto. Per noi è andata bene, loro sono veramente una grande squadra.